Benvenuti, nuova puntata del Salotto di Bella, anche questa sera, questo martedì sera. Ben ritrovati a tutti, noi ci siamo prontissimi per iniziare questa nuova puntata. Buonasera per chi ci guarda in diretta il martedì sera, invece per chi ci sta guardando in replica, buon venerdì sera. Io vado subito a dare il benvenuto al mio compagno di viaggio, Luigi Bulla, buonasera. Buonasera a tutti i radiotelespektatori di Bella TV. Io vi ringrazio per l'attenzione che anche questa sera avrete nei nostri confronti e do un benvenuto e ringrazio i nostri ospiti. Sarà una serata veramente scoppiettante. A dopo e a tra poco. Seguiteci. In concomitanza. Allora, io devo andare a dare... Lo riprendete Luigi un attimino, un attimo? No. Perché fuori no, lo devi continuare a fare quello che stavi facendo? Allora, ecco. tendenzialmente mancano i bicchieri per i brindisi. E stavamo un attimino giocando su questa cosa. Va bene, ritorniamo qui. Io vado a dare il benvenuto ai nostri ospiti e quindi inizio subito dalla mia destra. Buonasera Sara Pellegrino. Buonasera, ciao Mary. Ciao tesoro. Gianni Cavallaro, buonasera. Buonasera. Come ben stai? ritrovata. Bene, grazie. E ciao alla mia bella Erika Irlandesi. Buonasera, come Tutto stai? bene? Bene, tu come stai? Tutto Tutta bene. sbrilluccicota. Stasera sei una stellina, bella. Grazie. E ciao anche Buonasera, a te, buonasera a tutti. il mio Gabri. Come stai? Lui è mio Ninni gigante è diventato. Gabriele stai? Giuffrida. Bene, tu come stai? Tutto bene, Ti sei fatto biondo? certo. Guarda lui, tutto mesciato. Va bene, allora, noi siamo pronti per iniziare la nostra puntata, anche perché appunto i nostri ospiti sono più che tranquilli seduti. Abbiamo il tempo di parlare un po' con loro, di ascoltare soprattutto quelle che sono le loro canzoni e vedremo un po' stasera che cosa ci proporranno, se ci proporranno qualcosa di diverso, e sono sicura di sì. Allora, andiamo subito da Sara, che è qui vicino a me. Allora. Ci sono delle novità, Sì, però le diciamo dopo. all'ultimo. le Dopo, perché prima vuoi fare perché oggi il nostro Luigi ha deciso, dato che voi siete stati tutti presenti. Sì. Oggi ho ansia, Luigi. Ansia. No, perché è contenta di quello che gli hai detto, è molto felice, quindi lei è contenta di riaverti e ritrovarti Sì. qua. Ha detto Hai oggi una domanda che cosa specifica dice? da O facciamo fare a lui? formulare? Poi magari dopo vediamo. Allora gli facciamo fare a lui il primo Sì. giro, fai tu. Ah, così. Random. Poi ultimo giro facciamo la domanda. Sì, ok. Allora, io vedo che rispetto a quando all'inizio della prima puntata, da quando lei si è presentata, c'è un piccolo cambiamento di programma dei suoi programmi. Nel senso che la carta della temperanza con la carta del matto e la carta della morte non significa che è qualcosa di negativo, significa che è un cambiamento di programma, appunto, di qualche progetto che, faccio un esempio, dato che canti, no? È come se tu dovevi fare un brano con un altro artista e al posto di questo artista sarà un altro, però lo farai. Ci sarà una variazione di programma, ma porterai a termine il tuo progetto, anzi molto più prepotentemente di prima. Bene, quindi insomma staremo a vedere. A posto. Capito? Sull'amore non hai niente. Io lo sapevo. Dopo facciamo la domanda. Dopo facciamo la... Sara! Prima è dovere e poi piacere. Allora, questo cuoricino chiudiamolo dentro per una porticina, va bene? Va Dedichiamoci bene, ok. alla musica. Ok. E questi maschi portano solo guai. Non mi guardare male tu. Perché voi maschi portate male alle femmine, guai alle femmine. Lui la pensa diversa, che siano le femmine che portano guai ai maschi, ovviamente. Poi dopo parliamo. Comunque, possiamo anche svelare che da qualche giorno è uscito il nuovo brano. Sì, dal titolo L'amore Vod. Esatto, è uscito da 3 giorni. 3-4. Sì, 3 giorni. Sara Pellegrino, fit Andrea Stramondo, che saluto con un grande bacio. Lo salutiamo anche perché avete fatto questo duetto insieme, la tua voce con la versione rap di Andrea Stramondo, un'altra voce molto bella, figlio d'arte, il nostro Andrea, gli mandiamo un bacio. Stasera la cantiamo? Sì, però la lasciamo per ultimo. Bene, quindi la teniamo in suspense. Ora come iniziamo? Con Sole Infatuazione. Andiamo, centro del palco, si inizia il salotto con Sara Pellegrino.
capisci adesso poi cosa farà? Lo sapevi già che ero innamorata di chi mi sposerà. Non mi ricattare con le tue parole, se lo scopri sai cosa succederà. Cerca di capire, non mi sembra reale, non lo merita. No, non pensa, non odiarmi, forse è stata solo una pazzia. Tutto un po' sbagliato, forse a causa mia. Era solo sesso senza sentimento, perdonami. Pensa che mi aspetta e non sa niente, vittima di un gioco fatto a tradimento. Ma vorrei sparire per non far più male a tutte e due e a me. E capisco se mi è successo per caso, tutto un po' banale, non si può spiegare. Quella sera il mare era così speciale ed io lunatica. Sono un po' bastarda, lo so che non scherzi, sono programmati quei tuoi movimenti. Così un vallone che non si rassegna, sei qui davanti a me. No, non me va bene, non odiarmi, forse è stata solo una pazzia. Tutto un po' sbagliato, forse a causa mia. Era solo sesso senza sentimento, perdonami. Pensa che mi aspetta e non sa niente, vittima di un gioco fatto a tradimento. Ma vorrei sparire per non far più male a tutte e due e a me. Che mi aspetta e non sa niente, vittima di un gioco fatto a tradimento. Ma vorrei sparire per non far più male a tutte e due e a me. Grazie. Continuiamo con il mio secondo brano, Esta Noce. Lo ripropongo. Tra mare e sole, nuovi amori di un'estate magica, mille profumi, emozioni, sensazioni e brividi. Yo creo en el amor porque esta pasión me está quemando. Esta noche bailar contigo tra mille luci, vicino al mare, un nuevo amor, un sentimiento al corazón que te siente. Tatuaggio sulla pelle, gli iniziali di noi due, il tuo sorriso che mi prende con i baci che mi dai. Yo creo en el amor porque esta pasión me está quemando. Esta noche bailar
fino al mare, un nuevo amor, un sentimiento, el corazón que te siente come pelle questa luna mentre brilla la notte, se mi porterà fortuna mentre dare nada stelle. Io Resta noce. la adorerò sempre questa canzone, Grazie mille. sempre, anche perché è uscito questo brano in un periodo estivo dove si poteva cantare fuori, Sì. dove ci divertivamo tanto nelle serate, quando arrivavi nel palco e la cantavi era sempre festa. Sperando di rivivere presto questi momenti di nuovamente. Ti faccio sempre i complimenti perché è bellissimo. Grazie mille. Prego, vieni qua, guarda che bella lei. Con questi occhiali giganti, anzi, parlando proprio di lei, dopo ascolteremo il nuovo brano. Io non so dove devo guardare, guarda al centro. Dopo ascolteremo il nuovo brano della nostra Sara. Gianni Cavallaro, buonasera. Io direi di passare alla ragazza, diamo la precedenza. Che Facciamo dici? maschietto femminuccio, spezziamo. Anche perché la nostra Erika, con lei anche abbiamo tante cose da dire. Si avvicina il giorno non ci sono 9, problemi. ci sono delle news imminenti. Volevo essere brani galante. imminenti. Ma poi abbiamo scelto, dopo me lo dici, se alla fine c'è la scelta tra le due, se c'è stata. Prima di parlare, diamo la voce al nostro Luigi. Vuoi fare qualche domanda tu o ci pensa lui? Fai il giro. Vai Luigi, vai. Vado. Vai. Quando dicono così mi Ce n'è sento tante un sorprese. attimo minacciato. Vai Luigi e stai attento a quel che dici. Allora, Hai capito? la prima carta che esce da questa domanda, da questo mini consulto, è la carta del Papa, che è la carta delle due strade da intraprendere, con la carta del Sole e la carta del Matto, che rappresenta nella fattispecie nel profilo professionale l'incertezza e il dubbio circa una decisione da prendere. Però la carta del Sole indica l'illuminazione del cammino. In pratica è come se entrambe le scelte professionali vanno bene, però una è meno remunerativa ma molto più di successo, l'altra può essere un'offerta che può essere anche più economicamente migliore, però non avrà il boom dell'altra che magari guadagna di meno. Quindi possibilmente una cosa che apparentemente risulta essere più salva li porterà a Sì. una strada migliore E rispetto ad dipende un'altra però più... dalla persona, cioè da Gianni, saper scegliere questa strada che magari inizialmente sembra la meno più proficua, ok. però è quella più Giusta. più indicata. Quindi mi sa che presto ci sarà questo bivio, lo chiamiamo così, e andare a decidere se destra o sinistra. È già successo o ancora deve succedere? Sei Dovrà ancora accadere. Dovrà accadere, non sei con punti interrogativi? Lui ci tiene in suspense, però secondo me qualcosina c'è, anche perché Gianni non si pronuncia tantissimo di solito, è una persona molto riservata che si tiene le sue cose per sé e fa anche Comunque bene. Perché... voglio specificare, lo voglio aggiungere al di fuori dei tarocchi, Sì. che a livello astrologico, dalla sua data, mi risulta che comunque qualcosa bolle in pentola e anche qualcosa di molto acuto. Quindi lui per adesso non si vuole pronunciare per scaramanzia, ma sa bene il fatto suo. Bene, allora aspetteremo. Quando succede però dillo, è questo. Sono un ottimo osservatore. Un Prima- ottimo osservatore, sta in silenzio e poi dopo riesce ad esporsi, a pronunciarsi, a dire ciò che pensa. Bene, senti, io so che comunque è un periodo molto delicato della tua vita, quindi ti voglio fare tantissimi auguri. grazie.
poi insomma sono sicura che ci ritroveremo qui quando tutto è passato e potremmo continuare a divertirci. Ma riguardo il brano nuovo che mi avevi detto in preparazione, si sta continuando a lavorare, giusto? Adesso però È quasi pronto. Ok, quindi per il momento però Lo sforneremo dopo, dai. va bene, ok. Andiamo al centro del palco, va Gianni, così cantiamo. Sarai tu il protagonista adesso del nostro palco. Con quale inizi? Stasera avevo rispolverato un brano che ho fatto circa 12 anni fa. Era un brano che avevo portato dalla Romania. Sì. Me l'hanno richiesto molte persone e lo vorrei ricantare stasera. Si chiama Dimmi amore. Ok, andiamo con questo, l'altro lo annuncerai dopo, va bene? Ok. Gianni Cavallaro. Stanotte parlavi in sogno, chiamavi un altro uomo, ho sentito freddo al cuore e sentivo la tua voce. Stanotte parlavi in sogno, chiamavi un altro uomo, ho sentito congelare il cuore, che hai visto amore mio. Dimmi che è stato solo un brutto sogno, spune che nemmeno ti ha mai attis, e le tue labbra non le ha baciate nessun altro. Aș fi stare să mor pentru iubirea ta. Dimmi che è stato solo un brutto sogno, e spune che nemmeno ti ha mai attis, e le tue labbra non le ha baciate nessun altro. Aș fi stare să mor pentru iubirea ta. Della paura, paura di perderti, forse non ho sentito bene, non so proprio cosa pensare. Un po' di verità nasconde il tuo sogno, e se mi prendi in giro Dio ti vedrà. Con tutta forza mai un vis. Dimmi, non ti ha toccato mai nessuno. Uzze letale non le ha baciate nessun altro. Sarei capace di morir per il tuo amore. Forse mai un vis. Dimmi, non ti ha toccato mai nessuno. Uzze letale non le ha baciate nessun altro. Sarei capace di morir per il tuo amore.
baciate nessun altro. Sarei capace di morir per il tuo amore. Ascoltate questo brano molto bello, bravo anche l'arrangiatore Giuseppe Santonacino, che saluto. Quando sera sole se ne va e ci vede tutta rabbugliata, quando la gente si va a riposare, il silenzio da una finestra, ore per mattà guardava, e stanotte ovvero non mi dorme, che sto cielo all'alba moglie fava, il cielo, quanta emozione camera, quanta speranza che mi dà il cielo, ma pure se insieme stelle triste come a me, ma aspetta sempre una giornata nuova che non viene mai, io sogno sempre di cambiare vita per fortuna, e parla con sto cielo senza stelle che non tiene voglia, ma anche me sentì pure stanotte solo una speranza che sia migliore per domani, dico, senza più soffrire. Una piglia doma grappa sempre, e con me tutte sti immensità, basta che me guardo firmamente, trova tutta forza per lottare, il silenzio da una finestra, ore per mazza guardava, e stanotte ovvero non mi dormo, che sto cielo all'alba moglie fava, il cielo, quanta emozione camera, quanta speranza che mi dà il cielo, ma pure se insieme stelle triste come a me, ma aspetta sempre una giornata nuova che non viene mai, io sogno sempre di cambiare vita per fortuna, e parla con sto cielo senza stelle che non tiene voglia, ma anche me sentire pure stanotte solo una speranza che sia migliore per domani, dico, senza più soffrire.
per noi come una coperta, quando sera sole se ne va e ci vede tutta rammugliata, quando la gente si va a riposare, il silenzio ne da una finestra, ore per mattare guardava, e stanotte però non mi dormo, che sto cielo all'alba moglie fama, il cielo, quanta emozione cambierà, quanta speranza che mi dà il cielo, il cielo, ma pure se insieme stelle triste come me. Ma aspetta sempre una giornata nuova che non viene mai. Io sogno sempre di cambiare vita, avere fortuna e parla con sto cielo senza stelle che non tiene voglia, ma anche me sentì pure stanotte solo una speranza che sia migliore per domani, dico, senza più soffrire. Il cielo. Quante volte alziamo gli occhi al cielo, pregando su ciò che desideriamo, ma sappiamo bene che dietro quel cielo c'è la speranza, Lui, Dio. Ed è verissimo, è verissimo. Succede? La Sara si è emozionata. È caduto dal cielo? Sì, è caduto dal cielo. Stasera veramente l'ultima volta abbiamo affumicato la sala, oggi volano anche i microfoni, va bene. Dicevo, bellissime parole, soprattutto alla fine, è vero, perché c'è sempre Dio, ogni speranza è tutta legata a Lui. Sonny manco ha capito niente, meno male. Comunque complimenti Gianni, questo brano quando è uscito? Qualche anno fa, 2 o 3 anni fa. 2 o 3 anni fa, molto bello. Vabbè, non ti preoccupare tesoro, non è successo niente, sorridi. Ecco, prova, fai 1, 2, 3, prova. Fagli vedere a Sonny che senti la risata risucchia. Pensavo arrivavano i microfoni dal cielo. Ma ancora no! Oggi è piovuta la terra dal cielo, meno male che non arrivano i microfoni, altrimenti sarebbe un problema, dai. Ci possiamo anche spaccare il cervello. Erika, buonasera tesoro. Buonasera. Benvenuta anche a te nel nostro salottino. Come Grazie. stai? Tutto bene, tu? Bene, grazie. Ah? Abbiamo una regia Che cosa stasera ho detto? C'è un po' di movimento alla regia, che sta succedendo? Ho detto oggi ha piovuto, terra da... Ha piovuto! Ho detto ha piovuta? Attendavo fimmena. Se ho detto ha piovuta, mi scuso, ma me lo devo vedere, la tagli questa parte perché veramente l'ignoranza regna sovrana stasera al salotto. Comunque io ho detto ha piovuto, non ho detto ha piovuto. Siete sicuri che ho detto? Veramente? Tagliala questa parte subito. Che minutaggio di registrazione è? Alle 12 minuti e 30 secondi tagliare parte dove Mary dice stronzata. Ecco, allora stasera proprio veramente ragazzi non se ne sta capendo più niente. Erika, torniamo a noi, diventiamo seri, aiutami, ti prego che ho bisogno. Prima di parlare noi, come sempre, però diamo la linea a Luigi. Luigi, vuoi chiedere qualcosa tu a Luigi? No, fai tu. Fai tu, Okay, dici. Abbiamo degli ospiti che danno il libero arbitrio. Sì, bella questa cosa. No, se ti davo libero non so fino a che punto, ecco. Dopo ha piovuto terra. Comunque, prima di parlare di Erika, volevo fare un appunto a Gianni. Sì. Nel primo video, nella prima canzone che ha cantato, io ho visto una bella Catania e ho visto delle belle scene. Soprattutto? E ho visto la libertà che avevamo prima di questo Covid, e grazie a Gianni per questo video, perché chi ci segue, e sono in tanti perché la diretta l'ho messa nel gruppo del Centro d'Arte, quindi va in tutta l'Italia, dovete sapere che ci guardano anche da Bolzano, da tutti i posti d'Italia, no? E dovete sapere che la nostra Catania, grazie ai nostri artisti, anche quello di Sara, sì.
è stato visto in tutta l'Italia e grazie perché portate avanti la nostra meravigliosa città. Viene Infatti io valorizzata. sono Viene sempre del valorizzata. parere E in che è alcuni bello tratti, quando si girano in nella alcuni tratti Sicilia. poteva fare benissimo la controfigura di Califano. Sì, no, voglio dire, io sono molto contenta quando i brani, i video vengono girati in Sicilia, perché ci sono persone che spesso vanno fuori Sicilia e non è bello, perché se tu sei di terra siciliana è bello che mostri le tue zone. Anche Erika fa questo nei suoi brani, mostra sempre le Tu sei pronta? Dile, io sono nata pronta, fratello, ehi! Bene. Anzi, no, Allora, aspetta, io volevo chiederti qualcosa sull'amore. è proprio di questo dovevamo parlare. Ecco, papà, Niente, solo non io. sorridere perché è giusto, Allora, è giusto anche questo. la prima carta che mi esce Mary, solo a me non mi esce niente sull'amore. Io rimango vedi, single. la trota ti ha fatto il quadro clinico, lui ti ha fatto. Allora, la prima carta che esce per Erika rispetto alla settimana scorsa è la carta degli amanti dell'amore. Poi c'è la carta del diavolo, il contrasto, ama la femmina, e la carta del bagatto, il lavoro. Allora, questo è un quadro, come dice Mary, clinico, è un quadro che ti dice che nell'amore sarai fortunata e che questa persona lo incontrerai nell'ambito professionale, ma occhio perché è una persona che esce da una storia e dietro ha una donna pericolosa che ti darà un pochettino di fili da torcere. Occhio. Allora, prima che mi tocca Erika, Quindi ti dico solo che però non è una persona cattiva lui, devi soltanto andare a fare in 13 lei. devi Cioè, prima solo- se ne deve andare no, lei. devi solo fare in modo che prima si conclude per sempre la storia passata e poi si fa avanti come si deve. Però lei si deve sempre dedicare alla musica. A Sì, no, prescindere. per il lavoro vedo successo. Ok, l'importante è No, questo. vabbè, quello sempre. Ecco, E comunque io sono... abbastanza tosta. Sì, quindi... Lei sembra timidina, ma anche lei il suo caratterino. Mi hai chiesto e ti ho risposto. Ecco, C'è mi io gli ho questa dato anche cosa. una risposta. Sì, però se c'è questa, mi raccomando, Prevenire è meglio che curare. Ecco, brava, esatto. Parlando invece di musica, l'altra volta eravamo indecisi perché ci sono due brani in programma, uno che hai scritto tu insieme a Samuele Magliocco. esatto, insieme a Samuele Magliocco, e un altro brano che era pronto. Abbiamo fatto la scelta oppure ancora si è in suspense? Sì. Ha vinto? Sì. Io sempre vinco. Hai visto? Lei è determinata, sa ciò che vuole e lo vuole, perché l'ultima puntata, quando voi non c'eravate, noi siamo rimasti un po' qui a chiacchierare con Erika, il suo papà e la sua mamma, e stavamo chiacchierando e c'era proprio lei che diceva: io voglio far uscire il brano che ho scritto io, e il papà dava il consiglio invece di far uscire l'altro brano, e quindi adesso io chiedevo questo, ha vinto Erika, uscirà, allora siamo ufficialmente, lo diciamo, che Sì. il prossimo brano sarà il brano che hai scritto insieme A Samuele. a Samuele. Già siamo in programmazione per registrare tutto il resto? Sì. Perfetto, quindi a breve racconteremo un po' il tutto. Il titolo è Nato innamorato. Ecco, preparatevi che appresso con Erika ascolteremo anche questo bellissimo brano. Tra l'altro ricordiamo le date che siamo qua. Sì, allora, giorno 19 marzo e 9 aprile ci sarà un programma con Enrico Irlandesi, Salvo Nicolosi e Fabio Mangani. Vi salutiamo? Certo. Gli mandiamo un bacio. Tra l'altro Erika ha fatto anche dei duetti insieme a Salvo Nicolosi. Ci sono altre due, sì, ma per adesso non è che dovete svelare tutto troppo velocemente. Tutti quanti. Intanto diamo queste due, vabbè, ve lo diciamo, ormai vi sono fatti sgamare, sono 4 in totale. Noi 16 aprile e 23 aprile. l'hanno voluto dire. Detto, svelato, non prendete impegni perché noi siamo qui. Allora, vieni qua, prendi il microfono. Prendi il microfono che stasera sei una stella tutta luccicosa. Grazie. Cosa cantiamo? T'ha giurbato. Bella, mi piace sempre quando inizio con questa. Andiamo, Erika Irlandesi! Stasera pare una stella, ma forse tu sei più bello, perché mi piace il colore, la luce adoro. Già, sto cuore mi è rubato, per colpa che sta guardando, che mi ha portato a tu te.
gioco tutto adesso perché voglio stare con te. Voglio che tu stasera balli solo insieme a me. Tu scende pazze che nessuno mi potrà tenere. Tu vuoi avere con me stanotte fino alle 3. Parlo non me ne importa, per me tu sì che sta musica. Vieni, ti sto invitando a rincorrere mi sento, ma com'è forte che sta male di balle. Fammi mangiare con questa fantasia, voglio st'amore. Vieni, perché mi piace solamente tu, dimmi che sta serata non vernisce più, guarda. Fammi te stelle ma ci manca tu, da già rubato. Io questa notte non mi rendo, ti desidero. Se mi avvicino a questo cuore non puoi dirti no. Mi sono persa, ora mi sento un po' ridicola. Mi hai fatto emozionare, mi hai fatto innamorare. Mi gioco tutto adesso perché voglio stare con te. Voglio che tu stasera balli solo insieme a me. Tu scende pazze che nessuno mi potrà tenere. Tu vuoi avere con me stanotte fino alle 3. Che sta maledì, fammi viaggiare con questa fantasia, voglio st'amore. Vieni, perché mi piace solamente tu, dimmi che sta serata non vernisce più, guarda. Fammi te stelle ma ci manca tu, da già rubato. Grazie. Adesso continuiamo con il prossimo brano. Grazie papà. Per me sempre ci stai.
ed è sempre una grandissima gioia riascoltare questi brani, Erika. Grazie. Ma quando pensi che verrà fuori? Lo possiamo svelare? Quanto tempo mancherà? Fra 1 mese e mezzo. Va bene, allora siamo sicuri che durante le puntate che ci saranno qui lo Sì, presentiamo? Va bene, Io, è bella, è io mi brava. congratulo per il drone, per le belle riprese, che è come se tu, tante volte sono atterrato in aereo, è come se tu Se lo vedi in atterri quel in aereo momento, e è vedi vero. quella visuale. È vero, è la verissimo. litorale della playa e poi dopo è belle le riprese e soprattutto non oso immaginare la gioia di suo padre, perché una figlia che dedica queste parole al padre è veramente una cosa bella. Complimenti. Esatto. Grazie. La nostra Erika secondo me ne riserverà tantissime di emozioni, una più bella dell'altra. Com'è stato, fratello? Gli mandiamo un bacio? Sì. Dai, un bacio. Si è ripreso, Oh, finalmente. meno male. Noi gli mandiamo un bacio grande. Allora, che qualche ti volta prego. poi ci deve venire a trovare. Anche lui lo vogliamo qua mentre sei in puntata qualche volta. Va bene tesoro, prendi posto, torniamo dopo a chiacchierare. Ciao. Buonasera. Ciao. Sembri Sailor Moon questa sera. Senti, io sono una Barbie, va bene? Oh, l'ultima volta ero una Sembra una Barbie ed ero un Barbie, va bene, va confettino. Ora sono una Barbie e mi chiamate Sailor Moon. Sailor Moon. C'è la musica, Ho Sonny. detto Barbie, va bene? Oh. Non mi piace Sailor Moon, mi fa malo sangue. Non mi fate fare la zaurda. Io voglio salutare il mio manager Luca Bacio che ci sta guardando insieme a mio fratello Nico e Angelo Famà. Un bacio. Li salutiamo, gli mandiamo un bacio a tutti. Vuoi fare qualche domanda o fa lui? Ma io già mi sto scannando. L'ultima volta eri l'inseminatore della serata, ora non lo so. L'inseminatore l'ho soprannominato. Non lo so, fai tu Luigi. Fai Faccio tu, io. fai tu. Vedi quanto è bello quando vieni lasciato in libertà. Sì, molto. È bello fare il proprio lavoro. Direi. Allora, Mamma mia. Gabriele, Dimmi. la carta delle stelle è la prima che esce. Le stelle sono i progetti nascosti che ancora devono venire fuori. Questo è vero, sì. La carta Vedi. del diavolo è l'impedimento alla realizzazione. È come se in un progetto qualcuno Mette i bastoni tra le ruote? o bastoni tra le ruote oppure in un lavoro discografico sbagliano un arrangiamento e quindi si va molto più, si perde più tempo. Però la carta del sole è la carta della luce, quindi questo progetto avrà la nascita, supera la negatività, l'ostacolo e soprattutto avrà un grande successo. Capito? Una cosa buona almeno questa puntata. Anche l'altra volta erano Beh, non è buone. che era male avere Allora, tante l'altra volta donne. ti ha detto che ti dovevi chiudere la cerniera. Ecco. Ecco, non fare come il glielo devo mandrillo, spiegare? Ecco. Insomma, fategli il disegnino. Era quello la morale della storia, Gabri. Ora invece qui stiamo parlando di lavoro, che credo che sia anche la cosa più Sì, lo so, importante. sì. So che ci sono grandi progetti perché appunto Sì, anche perché lunedì sono a registrare il mio nuovo brano alla Q-Factor, che io mando un bacio alla zia Rosanna e mando un bacio a Domenico e ad Andrea. a tutta la famiglia A Comis, a Massimo e tutta Massimuccio la famiglia. ovviamente. Special saluti per Domenico che è il mio arrangiatore. Ecco, e quindi lunedì registrerai questo nuovo brano. Sì. Possiamo svelare il titolo oppure no? Ancora sinceramente no. Che brano è? Lo possiamo dire? È un brano d'amore. Oh, bene. Sì, sì. Quelli che piacciono a noi. E senti, poi c'è anche in programma il duetto con duetto Sara. con Sara, sì, anche che a questo breve qui, uscirà. esatto, è in programmazione. Insomma, diciamo che nonostante l'impedimento del virus, di non serate, roba varia, la musica non si ferma, si continua a cantare. Poi soprattutto io sono del parere che venire in TV e lasciare tutti accomodati a casa e seguire la musica tranquillamente dal proprio Posso divano fare dei salutini? è ancora più bello. Sì. Saluto la famiglia Fichera, la famiglia Aurichella, Antonio, la carrozzeria di Massimo con tutti i suoi operai. Poi saluto Masino, Enzo e Massimo. Bene, Io volevo dire una cosa in merito al brano nuovo. Siccome ho visto la carta del sole, il sole richiama la stagione estiva, sicuramente questo brano rivolto all'amore sarà un brano, tra l'altro, anche ritmato, che può diventare anche un tormentone estivo. Può essere. Diciamo che Gabri quando arriva con i brani, perché io Gabri lo adoro quando fa i suoi brani, perché per me lui ha la sua voce, ha un suo modo di esibirsi, ha i suoi modi e mi piace perché si identifica subito e mi piace soprattutto quando viene con i suoi brani, perché lui essendo molto giovane, molto fresco, ha sempre questi brani che cantano l'amore ma allo stesso tempo sono pieni di voglia di vita, Bravo, Gabriele. pieni di armonia, pieni di Sì, cose sì, belle, infatti. quindi sono sicura che anche questo conserverà Sì, ma poi ci sono regalerà anche queste altri emozioni. progetti.
Va bene, non sveliamo tutto. No, per ora no. Va bene, cantiamo. Andiamo con il mio brano che è appena uscito da poco. E Guaglione e Storione è una cover, adesso la presento qui e poi facciamo Come te voglio. Sono 3. Sì, lo so, sono 3. Oh, e quali sono? Come te voglio, Baby e Guaglione e Storione. No, sono 3 le canzoni. E Guaglione e Storione, Non cambierò e A libertà. E mi fai passare anche per stupida a me, vedi? Oh. Sailor Moon, ti voglio bene. Metti la gamba. Dinda cave dinde panne, so scugnizzato, sono nato, so brigante. Esce da niente, come un anno e per un anno, so importante, già 20 anni per compagna. E voglio una storione, quando sento le canzoni, dinde in macchina importante, cantano meglio dei cantanti. Voglio una storione che si mettono a favore, a nascondere in tuo cuore del sentimento buono. Non cambierò perché sono nata ad una scelta solo me, perché sono figlio in un quartiere e sono cresciuto mi savi. E resto male se qualcuno mi racconta una bugia e prega di che fa campare a me papà. Ali benedetta, la cosa più carnale è dolce. Per chi sa cagare ce l'ha dentro cuore un croce. E una giornata vado come una settimana, ti sento sciampazzi. Stanno a fare regalo pure se non è Natale, perché non sanno fa male ma nessuno. E voglio una storione, quando sentono le canzoni, dinte in macchina importante, cantano meglio dei cantanti. E voglio una storione, che si mettono a favore, a nascondere in tuo cuore, tenere il sentimento buono. Non cambierò perché sono nata ad una scelta solo me, perché sono figlio in un quartiere e sono cresciuto mi savi. E resto male se qualcuno mi racconta una bugia e prega di che fa campare a me papà. Ali benedetta, la cosa più carnale è dolce. Per chi sa cagare ce l'ha dentro cuore un croce. E una giornata pare come una settimana, ti sento sciampazzi. Ali benedetta, mamma se tu quando mi abbraccia, quanta coraggio che mi dai, ti ringrazio. Ali benedetta è una moglie che mi aspetta e muore senza me. Non cambierò perché sono nata ad una scelta solo mia, perché sono figlio di un quartiere e sono cresciuto in mezzo a vita. E resto male se qualcuno mi racconta una bugia e prega Dio che fa campare mamma e papà. Non cambierò. Ed era Non cambierò. Adesso andiamo con Come te voglio, il mio brano. Su bene. Sta scena pazza, non passa in spiaggia, tu sei più bella. Quella canzone, tu sai ballare, mentre ti muovi mi fai sognare. Come te voglio, sta scena pazza, non passa in spiaggia, tu sei più bella. Quella canzone, tu sai ballare, mentre ti muovi, tu ci sai fare. Alla non ti fermare mentre su solo bacia la tua pelle. Non basta scagionarci viste e non capisco niente. Sarà questo caldo chi lo sa, ma sto morendo troppo già la voglia di mangiare siamo. Come te voglio, sta scena pazza,
passa in spiaggia, tu sei più bella. Quella canzone, tu sai ballare, mentre ti muovi mi fai sognare. Mentre ti scioglie i capelli, solo vaso sapendo, ma in fondo sti cori e te mi sono innamorato. Beviamo insieme qualcosa, facciamo 2 passi a piedi, parlami di già di voglia, voglia te soltanto a te, voglia te, solo a te, in tanto cuore ci stai solo tu. Come te voglio, sto scena pazza, non passa in spiaggia, tu sei più bella. Quella canzone, tu sai ballare, mentre ti muovi mi fai sognare. Come te voglio, sto scena pazza, non passa in spiaggia, tu sei più bella. Quella canzone, tu sai ballare, mentre ti muovi, tu ci sai fare. Beviamo insieme qualcosa, facciamo 2 passi a piedi, vediamo sono innamorato. Ed era Come te voglio. Io mi diverto sempre con questa canzone. Mi sono messa a ballare fuori diretta, nel frattempo stavo anche per rompermi la faccia, ma sono dettagli. I fuori onda sono sempre più belli. Che ne pensi, Luigi, quando non si può vedere? Le cose spontanee sono sempre le più belle. Esatto. Saluto la zia Giusy, Marletta e Massimo. Un bacione grande. Allora, ti do la linea. Mi associo ai saluti per Giusy Marletta. Gabri, sì. Saluto la famiglia Platania, ad Andrea e a Anna. Ancora saluto la mia famiglia, che non la saluto mai. Direi che ci sta. Salutiamo anche Claudio, che voglio dire, Claudio, insomma, che mi segue ancora. Tutto non lo consideriamo mai, ogni volta lo stressiamo per le foto. No, lo consideriamo sempre, ecco. Credimi. E segretario perché ti ho pensato anche, io ora, perché non segretario del centro d'arte, figurati. Lì sì. Allora, io voglio dire, questi sono piccoli consulti illustrativi, però quando vogliamo fare cose veramente serie, via De Branca 12 Catania, zona stazione centrale. Per appuntamenti 095 5333 58 oppure 338 11 29 066. Vi ricordo che io, oltre ad essere un astrologo, sono anche il direttore editoriale di una casa editrice e quest'anno abbiamo fatto un'agenda letteraria perpetua e da questa agenda leggeremo una poesia. Questa settimana leggeremo la poetessa Sara La Fauci che scrive, è una nostra poetessa da Valdina, provincia di Messina. Leggo questa poesia. Come si intitola? Pensieri. Ascoltando il mio cuore, cerco di capire il significato di un amore che ha perso il suo sapore. L'amore è misterioso, nella vita si cambia, le persone che ci stanno accanto ci cambiano. Quando l'amore perde il suo sapore, diventa rabbia, diventa dolore. Quando l'amore se ne va, è sicuro che non ritornerà. Bellissima, triste ma vera. Complimenti. Questi sono i nostri autori, ce ne sono in questa agenda 24, ma poi abbiamo le antologie dei concorsi. Chi vuole edizione letteraria e Tricheco ci trova sia nel nostro sito, insomma, via De Branca 12. E comunque condividiamo anche la tua pagina Facebook, lì possono trovare tutte le varie informazioni. Centro d'arte e poesia Luigi Bullo, oppure Luigi Bullo, oppure Studio Esoterico Ori. Esatto, anche perché lì ogni volta io vedo sempre le condivisioni di quello che succede. Stasera siete in diretta in 3 pagine, non so. Insomma, bello. Bene. Allora, devo dare le colonne del Superenalotto. Vero che l'avevamo detto, vero? 1, 24, 61, 69, 73, 81. 5, 32, 44, 61, 75 e 90. Io vi ringrazio per lo spazio che mi date, ma è bello essere insieme agli artisti ed è bello essere insieme a loro, perché Bella Radio non a caso si chiama Bella, perché sappiamo fare solo cose di qualità. E per noi è assolutamente un onore e ti vogliamo sempre con noi e lo sai. Di questa nuova edizione. Assolutamente, questa è la seconda, ma ancora abbiamo voglia di fare cose. Luigi. Io voglio fare i complimenti, aspetta Gabri, ora ti faccio dire la domanda.
ai tuoi ornamenti bellissimi che rappresentano la Sicilia, perché l'artista che ha realizzato che è stata la creatrice. È bravissima, fa anche cose personali. Come si chiama? Signora Manitta Graziella. Signora Graziella, brevissima, posso complimenti. Dire? Sì, no, è molto brava, perché vorrei avere dei Sicilia, dettagli. Bedda, Belpasso, via Roma. Sicilia, Bedda, vorrei dei dettagli, perché sono cose molto particolari che rappresentano la nostra Sicilia. Proprio con le sue mani. Esatto, siccome parli della Sicilia, complimenti. Volevi chiedere qualcosa ora o dopo? Sì. Vabbè, Sonny, cosa vedi? Ah, lascialo stare a lui, ti prego. Dai, fa. Perché dici che in amore è messo male. Gabri, torniamo a dopo Sara. torniamo a te. Cioè, l'amore come sono combinata? Mi devo rassegnare? Ecco. Sull'amore, no? Mi devo rassegnare, che devo fare? No, vabbè. Ancora. Cioè, lei già si deve rassegnare. Ancora c'è una vita, già si rassegna. Allora, Sara, questa è una domanda e ti devo dare una risposta. Sì. La prima carta che esce è la carta dell'appiccato. E che cos'è? Significa, questa carta vuol dire che c'è un rovescio di situazione. Quindi se eri sola sarai in compagnia, se eri in compagnia sarai sola. Sei un solo o sei in capovolgimento. compagnia? Non lo so. La cosa un pochettino meglio più solo che mi ha turba. accompagnata. Ma sai in che senso? Allora, sei se c'è una fidanzata? persona- Single, Allora, Ecco, quindi presto il rovescio conoscere è una questo. persona. Ah, ok. Perché qua c'è tra l'altro la carta dell'imperatore, l'uomo, e la carta della luna è la carta delle cose nascoste. In pratica è come se tu questo amore lo vivrai inizialmente di nascosto. Di nascosto perché il personaggio forse è talmente in vista che devi tutelare sia tu che lui. Perché Zio ti Peppe, guardate? preparati. Io ti ho risposto, hai fatto una domanda? Lo conosco? Credo di sì. Lo conosco, va bene. Oh my god, è già emozionata? Sta facendo. Canta direttamente. Dai, è euforica il nuovo brano. Se ne vuole andare subito. Lo presentiamo, è il nuovo brano che deve cantare Sara. Sara Pellegrino 2021 più singola. L'amore vuoto te può far male. L'amore è vuoto, sei capace di cagnare sta vita. Si danno amore vero, non c'è sta una via d'uscita. Ci mette sempre cuore, rinda tutte cose. Non fire l'ora, lo chiama quando poi torna a casa. A notte stai sciutata, pensa a essa sola. Come stai male, si una sera non ho vira. Tu manchi chiang si fa piccicata e vuota. Fai cose pazze per far pace una riposa. L'amore è vuoto, può spezzare nel mio cuore. Ti fa sentire importante e poi te lascia sola. Non un mio vero, non è sempre rose e fiore. Ci so caduto come a te, ci soffro ancora. Te lascia una ferita in pietà, non si può sanare. Soltanto si dà affido tempo, può tornare a campare. L'amore è vuoto come strana. Prima si piglio cuore e dopo per un minuto può scompare. Ma come potuto cancellare questi momenti che me potesse saper fare? Non so cattiva, non innamorata chieste, non ho fa. Ti assai sincero, l'amore vero. Ma come posso mai scordare? Giorno insieme, non mai felicità. Prima sera mi ho imparato a vivere a metà. Non si carnale come sto cuore. L'amore vero. L'amore è quello che tu poco fa felice. L'amore è quando vi guardate con sorriso. L'amore è tutta un'altra cosa che la cameraia. L'amore so che li carezza e rinda il guai. Non tiene prezzo, sai, l'amore non si accatta. Ma tu l'amore non mi guarda manco in faccia. L'amore è vuoto, fa assai male. L'ha già capito troppo tardi che tu non mi vuoi più bene. Ma come potuto cancellare questi momenti che me potesse saper fare? Non so cattiva, non innamorata chieste, non ho fa. Ti assai sincero, l'amore vero. Ma come posso mai scordare? Giorno insieme, non so mai felicità. Prima sera mi ho imparato a vivere a
nostra Sara, bravissima, bravissima. Anche perché lei ha la qualità di muoversi davvero bene e si chiude. Io gli dico sempre balla, porca miseria, balla. E mi ha fatto contenta, alla fine gli ha buttato sto colpo bellissimo. Brava tesoro. Tutto per te. Grazie, me lo prendo. Questo. Senti, so che devi fare qualche salutino. Sì. Un bacio a Tino Carrozza, a Gianni Cendorino, a Marcello, l'autore della mia canzone, gli mando un grandissimo bacio, e ad Andrea Stamondo, a tutti coloro che mi seguono. Un bacio a mio zio Alessandro e a tutti i suoi amici. Bravissima tesoro. Un bacione grande anche a tutta la tua famiglia, tua mamma, tuo papà e a tua Certo, sorella che ovvio. sono qui fuori. Grandissimo per loro. E un bacio a tutto MF Photostyle, alla famiglia Fuselli e alla famiglia Musumeci. Che hanno curato il video. Certo, Davide, sempre un bacio. Allora, Gianni Cavallaro, torno da te. Tu vuoi fare qualche domanda o vuoi passare direttamente ai saluti? Volevo chiedere come andrà il lavoro? Artistico Il lavoro o artistico lavoro? o quello personale? No, quello mio personale. Ok. Artistico. Artistico. Artistico da cantante, non il lavoro personale. No, personale ed artistico, cantante. Tutte e due. Ok. Allora, la prima carta che esce è la carta del matto, è la carta delle indecisioni, la mancanza di equilibrio dovuta a una situazione personale che va chiarita e soprattutto vedo che c'è una persona che ti darà un consiglio e per la prima volta, di solito dico tutti i consigli prendili ma il tuo non lo lasciare, però questa volta ti devo dire che la carta verso questa donna che ti sta consigliando bene a livello professionale è veramente azzeccata. Quindi ascolta questo eventuale consiglio che ti verrà dato su una circostanza, su un progetto professionale, perché ti sta consigliando bene. Forse tu vedi, sei troppo ingenuo sotto certi aspetti, ma questa terza persona ha visto bene cosa ti orbita accanto e ti ha dato un consiglio. Quindi non pensare che perché ti voglia isolare, pensa per un attimo che magari ti sta proteggendo. Ok? Però sai, è un controsenso, sai perché? Perché questa persona mi diceva di tornare a cantare l'italiano. A me piace molto il napoletano, molto italianizzato, però non ho ottenuto il successo che volevo io cantando questo. Ma guarda melodico, Gianni, il perché? problema è uno. Io ho sentito le canzoni Mentre di poco io lo fa. avevo, questo qua in italiano io ne avevo Io ho moltissimo. sentito le canzoni di poco fa. Secondo me non sei stato sponsorizzato bene, perché le canzoni valgono la pena. Quindi questo periodo adesso che avrai utilizzalo per riflettere. Ma magari un mix tipo un D'Alessio, napoletano italianizzato. Ma quello che fa è proprio Ma questo. è quello che infatti. canto io, E allora Quello vai che fa bene. è questo. Può essere che sarà su un altro argomento. E purtroppo viene molto criticato perché molti No. pretendono che uno va a cantare Ma qualsiasi no, cosa in fai ti napoletano. criticano, No, fidati, no. quindi Che poi sono fregati. pochissimi gli artisti che abbiamo noi a Catania, in Sicilia, che sanno cantare il vero No, napoletano. Gianni, lascia attenzione. perdere perché a me il tuo stile mi piace tanto. Tu hai dei brani molto belli. Non tu ci cambiare devi- perché Ok, veramente io non le avevo esatto. mai sentite queste canzoni No. italiane. Secondo me lui si identifica. Secondo me nelle non sue- l'avete. Secondo me. Lui si identifica per il Gianni Cavallaro, lo riconosci perché quando senti le canzoni lui è Gianni Cavallaro, punto. Secondo me che lui deve fare un milkshake di uno, Brava. no, perché lui ha la sua impronta, la Ha sua un'identità immagine, ha la sua professionale. identità. Certo. E secondo me è molto molto bella. Senti, so che ci sono dei salutini, vero? Sì, abbastanza. Intanto volevo salutare Luca Bacio, mio associo ai tuoi saluti. Poi volevo salutare Francesca e suo marito. Guarda, io man mano purtroppo arrivano dei messaggi sul Vai, telefonino. leggine alcuni ora, poi cantiamo e li leggi gli altri dopo. Ok, dopo allora? No, tutti ora, dice Tutti ora che Gianni. facciamo una calata, ok. Sì. Volevo salutare la signora Santa Laudani e suo figlio, un ragazzo molto speciale. Io saluto Marcolino, un bacio a Marcolino. Sandra D'Amico, poi vorrei salutare anche Agata Nicosia, i miei colleghi di lavoro. Come sai io lavoro in una casa psichiatrica di ragazzi disabili molto gravi, che li saluto loro e i miei colleghi. Anciolo Intalisano, Laura Icero, la nostra artista, Ti mandiamo un bacio. la nostra Francesca Salici, che Bacio speriamo anche a ritorni lei. più presto a cantare con me, a fare delle serate. Poi abbiamo Giuseppe Santonocito, già l'abbiamo citato, Claudia, Pamela Di Gela, che salutano tutti quanti voi. Ti mandiamo un bacione. Maria Grazia è una signora che si occupa di mio figlio, che domani farà un intervento anche lei, guarda caso, gli facciamo un in tanti bocca al lupo auguri, e gli assolutamente. auguro il brano che farò dopo. Poi abbiamo Maria Salamanca che manda i saluti a tutti voi da Modena con il bacio. marito Carmelo. Ciao Maria, un abbraccio. Salutiamo anche loro. Un bacio grande a mio figlio Marco Cavallaro, a Ovviamente. Carmela.
Poi vorrei salutare anche Simone di Aichi Sant'Antonio che ci sta guardando e vi saluta tutti quanti. Anche a lui un bacione. Poi mia figlia la piccolina che poi sarebbe quanto lei, Sonia, Dario saluto Sonia, Dario e la mia nipotina Alice. Perfetto, abbiamo poi tutte le qualcun persone lontane da casa e poi abbiamo praticamente finito. Va bene, se non pensi a qualcun altro quando finirai di cantare. Quale brano facciamo, Gianni? Facciamo Volesse vivere, dai. Volesse vivere, è un altro brano molto bello. Vai al centro, continuiamo a cantare quindi con Gianni Cavallaro, poi ritorniamo ad Erika e finiremo con Gabri. Sempre più bella, rinda l'occhio brillante, chi sti labbra carnale, che no cuore in do sole, ma rubasse sti mani, e mangiasse d'amore, non mi stancasse mai, e do dicere ancora, volesse vivere. Facessimo ancora tutta un'ora noi due per la pelle vestute piacere, volesse vivere, rindosto voglio per farmi guarda quando tu non mi vire, si chiagnesse asciuttasse sti lacrime senza te fa soffrire, e scrivesse una frase intamente che parla sulle me. Così un fuoco da neve, si 3000 pensieri, tu sei a chiave da porta, e sta storia d'amore, ma rubasse sti mani, te mangiasse d'amore, non mi stancasse mai ed ho dicere ancora volesse vivere, corre buttire in dibattito sempre a famore, mentre il sangue scorresse in te veno facessimo ancora tutta un'ora noi due per la pelle vestute piacere. Vivere, rindosso voglio per farmi guarda quando tu non mi vire, si chiagnesse asciuttasse sti lacrime senza te fa soffrire, e scrivesse una frase intamente che parla sulle me. Sentimento questa sera dal nostro Gianni Cavallaro. Bellissimo, bellissimo, e complimenti per la scelta. Gianni, io ti faccio ancora tanti auguri per domani. Grazie. Mi raccomando. Giovanni, anch'io ti faccio i complimenti, è bellissimo questo brano. Sì. Mamma mia. Dimmi, Mary, prima di continuare voglio salutare le ballerine che hanno partecipato al mio videoclip e a tutta la scuola Royal Dance di Giovanna Malvuccio. Oh, la conosciamo bene, è stata presente in tantissime serate. Sì. Gli mandiamo un bacio. Erika, tu tra poco, aspetta. Erika, tesoro, hai qualche domanda per il nostro Luigi? Qualche altra? Vuoi passare i saluti? No.
Volevi sapere qualcosina? Noi abbiamo parlucchiato, volevamo sapere se nella sua vita ci sarà qualcuno più grande, se saranno tutti i suoi coetanei. Meno male un'identità di questo ipotetico. Sì. Ok. Vediamo un po'. Allora, Erika, ti posso garantire che da quello che esce da queste carte è un po' più grande di te, perché è la carta del Papa, della persona più matura, e soprattutto è una persona che per raggiungerti si sposta, non è della tua stessa città. È una persona... Però se fa sacrifici, voglio dire, già sì, un buon vabbè, segnale. questo non significa che non sia una cosa che possa andare bene, però è un rapporto iniziale, o che lui si deve trasferire dove lei, o lei si trasferisce dove lui, cosa, quando lui dubbia. va da lei, partiamo da benissimo, e vedo che c'è lo spostamento, il carro e la carta del viaggio e il giudizio, la concretizzazione di questo rapporto. Quindi una persona più grande? Sì. Ok, va bene. Vedremo quello che succederà, Erika. Tu, mi raccomando, continua. Ma guarda male, sta lanciando occhiatini. Ma come lo speri? Ma come? Ancora no! Oh! Va bene, vedremo quello che succederà. Hai capito? Gatta Cicova. In questo caso Erika Cicova. Sì. Come ho vinto nella canzone? Però la canzone ancora ovviamente il pubblico non l'ha ascoltata. Quando l'ascolteranno capiranno a cosa si è ispirata. Qualcosa, ecco, si capirà a breve. Quale cantiamo adesso? Te voglio bene. Te voglio bene, un altro brano meraviglioso. E tenga a te non mi manca niente mi potesse mancare. Io vedo te come una sorella, perché tu stai sempre qua. Ascimmo sempre insieme a te e ci facciamo guardare. Io ti prometto resto qua, l'amico non se ne va. Ti voglio bene, tu sei già amiche per l'eternità, con te mi viva libertà e tutto quello che ci sta. L'amico resta insieme a te, non se ne vai, tuo padre sempre felice può sapere che tu stai buona. Io tengo a te, rinda chi sto cuore e non esce più. Sono felice che ci sei adesso, migliore amica tu. Non ci facciamo mai nulla rispetto, io mi fido solo di te. Tu sei un'amica senza difetti e mi trovo solo con te. Una cosa meglio non ci sta, un'amica che resta qua è pronta sempre a consigliare, si può dovere sbagliare. Ti voglio bene, tu sei già amica per l'eternità, con te mi viva libertà e tutto quello che ci sta. L'amico resta insieme a te, non se ne vai, tuo padre sempre felice può sapere che tu stai buona. Io tengo a te, rinda chi sto cuore e non esce più. Sono felice che ci sei adesso, migliore amica tu. L'amico resta insieme a te, non se ne vai, tuo padre sempre felice può sapere che tu stai buona. Ti voglio bene, tu sei già amica per l'eternità, con te mi viva libertà e tutto quello che ci sta. L'amico resta
vuoi soffrire, sempre felice fosse me che tu sei buona. La nostra Erika, troppo bella anche questa, io me la ballo, me la canto, poi niente, lei brava. Diamo di nuovo l'appuntamento al 19 e 9 aprile. Mi raccomando. 19 marzo e 9 aprile. Le prime due, poi ci saranno le altre, ve le diremo strada facendo, ma voi dovete rimanere sintonizzati perché ci sarà la nostra Erika Con Salvo Nicolosi e Fabio Mangani. Perfetto, quindi stay tuned, a breve, mi raccomando. Vuoi salutare qualcuno, tesoro, nel frattempo? Allora sì, io intanto vorrei fare gli auguri alla figlia di Nino Marchi che oggi fa un anno. Oh, gli facevo tanti auguri, vedi, non sapevo. Gli facevo gli E auguri. voglio salutare anche lui, poi voglio salutare anche Carmelo Arena. Sì. Poi salutiamo a Simone Spezza. Aiutami. Lei è sempre della Blue Music, Sì. Simone Russo. Simone Russo e Simone Pernicotto. Ok, Simone Pernicotto. Sì. Pernicotti, sempre di Vabbè. cioccolata si parla e quando si parla di cioccolata noi siamo contenti. Salutiamo la tua mamma e il tuo papà anche, Sì, gli mandiamo certo. un bacio grandissimissimo, che siete una famiglia straordinaria. Grazie. Ok tesoro, noi qui ci vediamo il prossimo martedì con la nostra Erika. Certo. Grazie amore. Vado da Gabri. Buonasera, rieccomi. Vuoi fare qualche domanda? Prima voglio fare altri saluti. Ok. Il maestro Tuccio Calogero che manda un forte bacio. Maestro Tuccio. La famiglia Mascali e la famiglia Marino e Greco. Poi io voglio salutare la famiglia di Bella Radio, la famiglia Pellegrino. Grazie. E la mia famiglia, Grazie. la famiglia Campisi, che manda un forte bacio alla piccola famiglia Roberta. Giuffrida. E anche la mia famiglia. È Ecco, normale, un l'ho bacio, salutata. Anna e Salvo. Mua. E la famiglia Trigomi, un bacio. Scusa, Nichitto new entry? Qua è un Nicolas. Ah, Nicolas. No, Io gli mando un allora bacio. Nicolas è la prima new entry. Poi c'è la new entry Mattia. new. Ecco. Giusto. Tu hai detto Nicolas e Mattia? E Mattia anche c'è. Ecco, bravo. Vuoi fare una Li saluto domanda? anche allora. E saluto anche la sua sorella. Va bene? Un bacio anche alla famiglia Luigi. Giuffrida. Dimmi, Fai a caso perché non hai davanti. le hai esaurite tutte? Sulla musica, sul viaggio, se andrai Sulla a musica cantare l'aveva detto poco fa, giusto? Ecco. Ora sull'amore, vediamo cosa ne scende l'amore. Vedi? Gatta Cicova. Tu già mi stai scandando. Devi Allora. tenere la cerniera alzata, questo già lo sappiamo. Poi, Allora, Come la chiede prima sempre. carta che esce è la carta dell'imperatrice, poi Aiuto. c'è la carta dell'eremita e poi la carta della morte. Cosa indica? La carta dell'imperatrice è una donna nella sua vita. Poi c'è l'eremita, la carta dell'isolamento, della reclusione, dell'evadere da questo rapporto, e della morte indica il cambiamento verso nuovi orizzonti. la fine. Significa che c'è Bello Coppi Cruci. una situazione passata che lui ha valutato sto fino a scappando. poco e che ora comunque non ci pensa più. Ok. L'eremita indica l'egoismo, il lui inizia a richiudersi pensare in a se in se stesso. stesso, quindi anche a livello professionale, progetti ci sarà il suoi. cambiamento? Ma c'è il cambiamento che lo porta verso Orizzonti. verso nuovi orizzonti. Capito? Ma lei ci sembra la carta della morte. Ma la morte deve perché sei in essere sempre costante- interpretata. Allora, perché sei in costante cambiamento. Ha già capito. Ha già capito? La ruota La morte gira. non è che rappresenta una cosa brutta, la morte può essere anche la morte di un Il qualcosa mutarsi delle vecchio situazioni. e ti dà il positivo. Ho capito. Quindi anzi, e questa è una cosa positiva in base alle carte con le quali è associata, perché significa che ti rinnovi, insomma, come dire, la spazzatura la butti di primo mattino, perché poi... Vabbè, questo è vero. Ecco, bravo. Penso che ho fatto un buon esempio. Grazie. La prossima buttano tutti fuori, faccio il cambio regia automatico. Gabri, Ok, come ci siamo? vuoi salutare tu? Io già ho salutato. No, con quale brano? Io voglio salutare con Baby. Beh. Ringrazio sempre a voi di Bella Radio. Ringrazio Grazie. tutta la mia famiglia. Poi ringrazio il mio manager Luca Baci e la Q-Factor Record. Perfetto, Luigi preparati perché dobbiamo Ci fare siamo! il brindisi finale. Salutiamo Io con ringrazio anche la Baby. speciale Sailor Moon. Aiuto! Che sono il DJ Official, mi raccomando, seguitelo. Oh, oggi c'ho la storia. Ci siete! Baby sto arrivando,
Și n-am basciato sto aspettando che stasera faccio cose pazze. Poi dammi soltanto un'ora rindoletta, per rindoletta sto arrivando. Și n-am basciato sto aspettando che stasera faccio cose pazze. Poi dammi soltanto un'ora rindoletta, per rindoletta. Io voglio a te, voglio soltanto a te. So pazzete, voglio soltanto a te. So pazzete, voglio soltanto a te. So pazzete, voglio tutto di te. Non mi fa aspettare, tu sai che la chiave. Tu mi fai vedere la capa se non mi controllo. Quando sto insieme a te, tutto resta per me. Non esiste perché solo a te lo giuro. Passo tutte le sere rintopicato ste cose. Gobbano Mercedes e tutte mi vanno appresso. Ma lo sai che voglio solo a te già sono a bascia. Che stasera ne potremo toccare stella. Che mi fa presto non voglio aspettare. E già non 4 ore per passare sti labbra. Fammi che la capo, tanto sta ciecato. Non resiste niente più. Baby sto arrivando, ci n'ha basciato e sto aspettando. Che stasera faccio cose pazze. Tu dammi soltanto una rindoletta, per rindoletta. Io voglio a te, voglio soltanto a te. So pazzete, voglio soltanto a te. So pazzete, voglio soltanto a te. So pazzete, voglio tutto di te. Ehi, che stasera stai bella per studio. A così bella ma manco respira. Io ti guardo mentre ti avvicini. Come ti muovi, come cammini. Ehi, se fermo il mondo quando passo tu. Se fermo il cuore non mi sbatti più. Non posso fare meno del tuo profumo sulla mia pelle, della tua pelle. Baby sto arrivando, ci n'ha basciato e sto aspettando. Che stasera faccio cose pazze. Tu dammi soltanto una rindoletta, per rindoletta. Io voglio a te, voglio soltanto a te. So pazzete, voglio soltanto a te. So pazzete, voglio soltanto a te. So pazzete, voglio tutto di te. Ed era Baby. Io questa canzone la voglio dedicare alla famiglia Campisi, a Robertina e poi saluto la famiglia Riccio. Perfetto, Gabri ritorna lì perché adesso ci mettiamo tutti all'impiedi, ovviamente mantenendo le distanze. Erika già sa come funziona, infatti inizia la padrona di casa. dividere. Va bene, va bene, grazie Gianni. Tanto ormai ospite nostra, la nostra Erika è casa sua ormai, lei sta sempre qui con noi, quindi in ogni puntata è allora la foto di finale, la foto di rito, ragazzi, la facciamo adesso. Allora, ormai è di prassi questa cosa, non è che in tutte le TV fanno il selfie e si stanno zitti, anche se siamo in diretta radio. Ma la bottiglia dov'è, scusate? Tu non metti in dettaglio. Che io qua per andare a è virtuale. Sveliamo l'arcano segreto che i bicchieri ci sono, anche perché Mary mentre si cantava faceva quindi anzi che ho preso i bicchieri è un simbolo, anche perché abbiamo la mano tanto li giriamo. Non si vive. Allora, Franco ci prendi in giro, vero Franco? Vero Franco? Non cambi mai, Franco. non cambi mai. Non cambi mai, non cambi mai. Non cambi mai. Io voglio ricordare che la replica sarà venerdì. Rindolietto. Non lo so, anche se volete ve la potete vedere dentro il letto. Quindi venerdì sera alle ore 21 ci sarà la replica sul nostro canale, l'814 come sempre. Ma da domani invece la puntata la potete tranquillamente vedere sul nostro canale YouTube. Nel nostro canale YouTube basta andare su YouTube, scrivere Bella TV, iscrivetevi, cliccate anche sul campanellino così verrete sempre aggiornati e lì ci stanno le varie playlist e troverete anche la playlist Il Salotto di Bella e lì ci saranno inserite tutte le varie puntate del Salotto di Bella, che questa appunto è la quarta, quindi da domani sarà qui. Va bene, noi abbiamo concluso e come ogni puntata salutiamo con una frase da parte del nostro Luigi. Sì, allora, la vita è così breve che non c'è tempo per i litigi, per il rancore e per la guerra. C'è soltanto il tempo per amare e dura solamente un istante. Mark Twain. Grazie a tutti! Grazie a tutti, buonasera! Vi do l'arrivederci a martedì prossimo e che Dio ci benedica a tutti quanti. Ciao! A martedì!